che il siciliano non è una lingua antica che appartiene solo al passato. Sbambai Filippo, sbambai. Sicuramente tutti abbiamo un'opinione su Delia Puglisi, su Giovanni Grazioso, su X Factor e Temptation Island, ma la mia domanda, come sempre, è un'altra. Quanto il siciliano li ha resi famosi e quanto invece li ha penalizzati? Credo si intuisca che io sia leggermente di parte perché siciliana sogno e ovviamente non vi dirò qual è la mia opinione, ma semplicemente lascerò che a parlare siano i protagonisti e i dati. Partiamo da Delia. Il siciliano l'ha resa immediatamente riconoscibile, l'ha distinta dagli altri concorrenti di X Factor e le ha permesso di costruire un'identità artistica ben precisa. Non è soltanto una mia impressione, lei stessa ha affermato che con un solo brano è riuscita a riempire i teatri, ma ha anche detto che è stata definita testona perché continua a preferire il siciliano. Infatti, durante X Factor, una parte del pubblico, ma anche dei professionisti, temevano che la sua proposta risultasse un pochino troppo di nicchia. Dopo il suo terzo posto, qualcuno si è chiesto immediatamente: avrebbe vinto se avesse cantato in italiano? Noi questo non lo sappiamo perché non esiste una delle alternative. Però sicuramente sappiamo che i fatti non le hanno impedito di classificarsi terza e di costruire comunque un seguito enorme, come abbiamo visto che c'è tanto da arrivare al palco di Sanremo. Quindi sicuramente il siciliano forse le ha chiuso qualche porta, ma è anche ciò che le ha permesso di essere riconosciuta tra le tante voci proposte. Quindi noi non sappiamo quello che sarebbe successo se avesse cantato solo in italiano, ma sicuramente forse non sarebbe stata così riconoscibile. E poi abbiamo Giovanni Grazioso che è diventato un protagonista molto commentato del reality Temptation Island del 2026, sicuramente come afferma la Sicilia anche grazie al suo modo di esprimersi. Infatti Sbampai, il suo dialetto stretto, la sua gestualità, il ritmo sono stati ripresi da pagine social, da meme, da giornali appunto come la Sicilia. Ma anche in questo caso si sono create delle fazioni, secondo alcuni rappresenta la genuinità, la semplicità, ma anche i valori, e mentre per altri è semplicemente un tamarro poco costruito di cui non se ne dovrebbe parlare così tanto. Poi c'è la via di mezzo. Ci sono i complimenti che in realtà celano dei pregiudizi. Parliamo per esempio di una frase che ho letto e che mi ha colpito, che cito testualmente: nonostante parli siciliano e sembri tamarro, è un bravo ragazzo e sa anche ragionare, come se parlare esclusivamente siciliano impedisca di ragionare. A mio avviso però bisogna distinguere tre cose: parlare siciliano, avere un forte accento e non riuscire ad esprimersi in italiano. Dal breve percorso di Giovanni a Temptation Island noi non siamo in grado di misurare le sue competenze linguistiche, però sicuramente ci possiamo porre una domanda più ampia. Se dopo 10 anni di istruzione dell'obbligo una persona non è in grado di esprimersi in italiano, il problema è individuale o dell'educazione scolastica? A questo punto mi sono affidata sempre a dei dati e secondo i dati Invalsi 2025 c'è un problema reale. Alla fine della terza media nel sud e nelle isole meno della metà degli studenti raggiunge competenze considerate almeno adeguate in italiano. Questo non significa che i ragazzi del sud siano meno intelligenti e non significa che parlare dialetto impedisca la conoscenza della lingua italiana. Significa semplicemente che esistono delle profonde diseguaglianze educative e che la scuola non sempre riesce a compensarle. Forse dovrebbe riuscire a fare entrambe le cose: insegnarci a padroneggiare bene l'italiano, senza convincerci che per essere considerati istruiti dobbiamo vergognarci della lingua delle nostre famiglie. Poi bisogna innanzitutto sottolineare che il siciliano non è un italiano storpiato, ma nasce dal latino direttamente, parallelamente alle altre lingue romanze, al toscano che poi è diventata la base dell'italiano. Innanzitutto è una lingua perché ha un sistema vocalico caratteristico.
Ha inoltre dei suoni che sono tipici, pensiamo alla parola beddu, anche tri che è tipicamente del sud, poi ha una ricchezza linguistica che è intraducibile alle volte. Per esempio pensiamo a camurria, che può essere sia una seccatura ma anche una persona insistente, una situazione opprimente, o tutte queste cose insieme. Futtin, che può significare non pensarci, lasciati parlare, oppure salvati la salute mentale, e mizzica, che può dire qualsiasi cosa a seconda dell'intonazione. Il siciliano non è parlato ovunque allo stesso modo perché, come sappiamo, le dominazioni sono state diverse. Proprio per questo il Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani ha creato un Atlante. Però sicuramente, se è vero che ci sono delle differenze, esiste una base abbastanza forte da renderle riconoscibili come parte dello stesso sistema linguistico. Ricordiamoci che nel XIII secolo, alla corte di Federico II, la scuola poetica siciliana diede origine alla prima grande tradizione organizzata della poesia d'arte in un volgare italiano. Secondo Treccani, infatti, questi poeti sono i fondatori della tradizione letteraria italiana. A Giacomo da Lentini viene tradizionalmente attribuita l'invenzione del sonetto. Cioè, ci rendiamo conto della contraddizione? Il siciliano è stato al centro della prima grande poesia italiana. Eppure ancora oggi qualcuno, sentendone l'accento, pensa prima alla mafia che alla letteratura. Come si è arrivati a questo? Questa associazione non nasce certo dalla lingua, è stata costruita anche dal cinema, dalla televisione e dal doppiaggio. Gli studi sulle rappresentazioni cinematografiche mostrano che l'inflessione siciliana è stata spesso utilizzata come scorciatoia per indicare il boss, l'omertà, la minaccia e la famiglia mafiosa. Secondo Treccani, per molto tempo la mafia è stata trattata dal cinema anche come colore locale, legato a una Sicilia rappresentata come terra lontana, immobile, quasi esotica. Naturalmente non tutti i film fanno la stessa cosa, poi per esempio i 100 passi ci racconta chi la mafia l'ha combattuta. La mafia uccide solo d'estate, utilizza anche l'ironia per denunciare quanto profondamente abbia condizionato la vita quotidiana. Il problema non è raccontare la mafia, il problema nasce quando la mafia diventa quasi l'unico vocabolario con cui si racconta la Sicilia. Così, soprattutto all'estero, una persona può sentire il nostro accento e pensare prima a un padrino che alla letteratura siciliana, e succede purtroppo. Piuttosto che ne so io, a Sciascia, Pirandello, Rosa Balistrieri. E quando per generazioni una parlata viene associata a povertà, ignoranza, arretratezza o criminalità, chi la parla può addirittura arrivarsi ad autocensurarsi, in qualche modo smussa l'accento, evita determinate parole caratteristiche, perché è come se nel tempo avessimo imparato che parlare in dialetto ci possa costare in termini di credibilità. Ma il dialetto si parla ancora, secondo una ricerca Istat del 2024, è ancora parlato dal 42% delle persone, però solo il 13% lo parla anche con estranei. Anche qui abbiamo una contraddizione. Pensiamo all'inglese. Parlarlo significa avere una competenza, come è giusto che sia. Però circa la metà, se questo lo dice l'Accademia della Crusca, la metà delle parole nuove nel nuovo millennio sono costituite da anglicismi. Il problema non è conoscere l'inglese, anzi conoscere altre lingue è sicuramente una forma di ricchezza, è una ricchezza. Il problema è il prestigio quasi automatico che attribuiamo alla parola straniera. Chi dice facciamo una call per ricevere un feedback sulla performance sembra preparatissimo. Se io dicessi la stessa frase, avanti, vediamo come a fare, sembrerei scesa da non so quale montagna. Eppure in tutti i casi abbiamo scelto un codice linguistico. Ma anche se avessi parlato in italiano sarebbe sembrato stonato. Il siciliano è
una lingua tutelata? In realtà esiste una legge del 1999, la numero 482, che stabilisce che l'italiano è una lingua ufficiale e tutela 12 minoranze linguistiche, tra cui purtroppo non è considerato il siciliano. L'Accademia delle Crusche sostiene che nel nostro paese sia mancata, soprattutto dal dopoguerra, una politica linguistica organica. Il patrimonio linguistico siciliano viene studiato e valorizzato dalle università, dai centri filologici della regione, però non ha una protezione nazionale come altre comunità linguistiche. C'è poi da chiedersi, ma chi parla italiano e siciliano, come me del resto, è considerato bilingue? In senso ampio sì, però non si è automaticamente dei bilingui. C'è chi mischia, c'è chi parla prevalentemente in italiano, chi prevalentemente in dialetto, perché comunque c'è una commistione non indifferente. E il punto è che secondo me la vera competenza non consiste nel cancellare una lingua, ma nel saper scegliere consapevolmente quale usare, con chi e in quale situazione. E ora torniamo alla domanda iniziale. Il siciliano ha penalizzato Giovanni e Delia? Giovanni sarebbe diventato così popolare? Delia avrebbe raggiunto più persone? Perché applaudiamo il siciliano quando diventa musica, quando diventa spettacolo e non lo facciamo in altre situazioni, anzi diventa un modo per giudicare il parlante di quella lingua? La scuola deve eliminare il dialetto o ci deve rendere in grado di padroneggiare sia la lingua della famiglia che la lingua nazionale, ufficiale? E poi quanto il cinema e la televisione hanno influito nell'associare il siciliano alla mafia? Io non voglio darvi domande, non voglio darvi risposte, però vi voglio porre un'ultima domanda. Una lingua muore quando nessuno la parla più o quando ci si vergogna di parlarla? E poi vi andrebbe di scrivermi una parola vostra siciliana che secondo voi altri siciliani non comprendono? Vi aspetto nei commenti e grazie per avermi seguito. Come sempre, alla prossima puntata.